Alberghi pieni, oltre 60.000 persone anche oggi, martedì grasso. Il Carnevale 2023 di Venezia chiude con il pieno di presenze. L'apice è stato toccato sabato con oltre 100.000 visitatori. Controlli della Guardia di Finanza per le attività di Carnevale proprio a Venezia, dalle feste esclusive nei palazzi nobiliari a bar, ristoranti e taxi acquei, molte le irregolarità. Fabio Barina, insegnante segretario di Gilda Venezia, colpito da una bottigliettata mentre stava facendo jogging sul ponte di Rialto. Spero che i responsabili siano costretti a fare volontariato. A Venezia il video virale su un vaporetto di Murano sovraffollato su cui un passeggero pretende di salire in una posizione tutt'altro che sicura e un altro che lo spinge a terra violentemente. Il futuro dei musei civici di Venezia nelle mani di uno staff di 500 persone, non solo le sedi tradizionali ma molte altre che la Fondazione vuole aprire a cittadini e turisti. Il rilancio del Lido passa anche attraverso le sue spiagge e i suoi alberghi più famosi. Alla Fiera di Milano la notizia che l'Hotel de Ben avrà capitali veneziani per il rilancio. Torna al Lido, la barca accessibile da primavera consentirà di andare per mare anche alle persone in carrozzina, convenzione tra l'ospedale San Camillo e la Lega Navale Italiana. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti in questa edizione veneziana, ma prima, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata che torna in studio con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15. Questa sera vi chiediamo stop alle auto diesel e benzina dal 2035, giusto? È uno dei temi di attualità, è uno dei temi del momento dopo l'ok che è arrivato di fatto dall'Europarlamento. Se sì 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. E oggi non possiamo non iniziare dal Carnevale di Venezia, che è ritornato in grande forma dopo gli anni della pandemia. I numeri sono davvero importanti. Ma lei è il Leone di San Marco in persona? Esatto, sono proprio io. Come la vede oggi? Sono dalla colonnina e mi sono portata giù. A vederla dal basso come le pare Venezia? Dai, non mi dispiace. Oltre 60.000 persone nell'ultima giornata del Carnevale 2023 a Venezia. Domenica erano stati 85.000, sabato addirittura più di 100.000. È un bilancio che sostanzialmente soddisfa tutti, quello del pieno ritorno ad un carnevale in presenza e diffuso su tutto il territorio comunale dopo le limitazioni del Covid degli anni passati. Una leggera nebbia avvolge oggi Venezia nell'ultima giornata di Carnevale. È martedì grasso, l'ultima occasione per poter passeggiare in quel palcoscenico naturale bellissimo che è Venezia in maschera. Venezia è stupenda e anche il suo carnevale è unico al mondo, per cui non potevamo perdercelo. Come ci si sente a girare vestiti in maschera? È una cosa unica. Ci si sente con un certo fascino addosso, si appartiene alla città di Venezia sì. proprio. I costumi li avete preparati voi? Sì, Quanto ci avete messo? 3-4 mesi all'incirca. Io ho grande passione. Sì. Man mano che le maschere si fanno più complesse, diventano però anche di più difficile interpretazione. My husband make Mio marito produce stampe, la risposta di questa signora olandese a passeggio con una caravella sul cappello. Da cosa siete vestiti? Da maghi. Ognuno dice quella sua. Letteralmente assediata dai turisti, una coppia che oltre a sfoggiare un costume molto elaborato viaggia con un'elegante carrozzina occupata da più di una mezza dozzina di cagnolini. Da cosa siete vestiti? Da maschera, vedi, da volto. Ci sono 2 volti in noi, giusto? Sicuramente più riconoscibili dalle solide basi storiche i componenti di questo gruppo di Barcellona, comprendente Napoleone Bonaparte, Luigi XIV ed Enrico VIII. E io sono la nonna di Lucrezia Borgia. Ah, la nonna non è Lucrezia Borgia? No, la nonna. Ma perché sua nipote si comporta così? Ah, è così, è una ragazza difficile, è diventata così, guarda. Bisogna aver pazienza. Abbiamo pazienza, tanta Lei pazienza. dopo ritorna a Parigi o a Santa Elena? Primo a Parigi, Santa Elena vediamo se finalmente andiamo ultimi giorni, ma in vacanze. Carnevale di Venezia tra festa, l'ha raccontata Filippo Fois, e sicurezza, ordine pubblico. Guardate cosa ha scoperto la Guardia di Finanza.
La Guardia di Finanza è entrata in azione in questi ultimi giorni di Carnevale controllando decine di strutture ricettive e molte famose ed esclusive feste in maschera ospitate nei principali palazzi nobiliari di Venezia. Il bilancio è di ben 8 attività totalmente abusive e altre 4 che hanno dichiarato un numero di stanze e posti letto inferiore a quelli effettivamente riscontrati al momento dell'ispezione. Ulteriori 30 strutture ricettive sono state sanzionate per varie violazioni amministrative. Le Fiamme Gialle con la polizia locale hanno poi dedicato un'attenzione specifica alle famose ed esclusive feste in maschera, molte delle quali nei principali palazzi, per verifiche sul lavoro, sulla sicurezza dei locali e sul diritto d'autore. In particolare le Fiamme Gialle hanno verificato non solo la regolarità dei lavoratori impiegati, ma anche la tracciabilità dei metodi di pagamento per gli stipendi, identificando centinaia di lavoratori e addetti, oltre a decine di operatori economici. Sono stati trovati più di 30 lavoratori completamente in nero. Uno di questi è risultato anche ricevere il reddito di cittadinanza. Ulteriori approfondimenti sono in corso per un altro centinaio di persone. Proposta la chiusura temporanea di 3 ristoranti, una discoteca e un locale per le feste in maschera e decine di violazioni alla SIAE per la tutela del diritto d'autore. E poi, nei giorni scorsi, il sequestro di oltre 90.000 maschere di carnevale e di oltre 3.000 souvenir e articoli in vetro irregolari. Non sono mancati 3 cosiddetti scatolettisti, sorpresi ad attirare ignari turisti nel gioco abusivo. Infine, in corso le verifiche sulle autorizzazioni di oltre 30 taxi Aquay. Ritorniamo a parlare di Carnevale fra poco. Intanto vi proponiamo la testimonianza di Fabio Barina, insegnante e segretario comunale di Gilda Venezia, che domenica mattina è stato colpito da una bottiglietta mentre stava facendo jogging sul ponte di Rialto. Spera che i responsabili del gesto possano essere individuati e pagare le conseguenze di questo loro comportamento. Non porta rancore verso i ragazzi che domenica mattina lo hanno colpito con una bottigliata mentre stava facendo footing sul ponte di Rialto a Venezia. Fabio Barina, 65 anni, insegnante alla scuola Dante Alighieri di Venezia, sindacalista e segretario comunale di Gilda Venezia, si augura però che i responsabili del folle gesto, che potrebbero essere veneziani, vengano individuati al più presto e paghino le conseguenze delle loro azioni, dedicandosi al volontariato per aiutare gli altri. Mi è arrivata una bottiglia in testa, lanciata da lontano, da persone che non potevo vedere perché nascoste dagli edifici. Sono caduto a terra, sangue, pronto soccorso e niente, me la sono cavata anche bene con 8 punti perché fossi stato colpito in qualche altra parte della testa, sulla mandibola, sugli occhi, avrei potuto avere lesioni ben più gravi. Sembra che gli autori siano veneziani. A quanto pare i ragazzi stavano litigando tra loro. Spero non me l'abbiano lanciata di proposito, anche se la cosa cambia di poco. Nessuna idea di vendetta. Spero però che li individuino e che paghino, non tanto dal punto di vista economico, che a me interessa poco, ma dal punto di vista sociale. Questi sono ragazzi che compiono gesti di cui non si rendono nemmeno conto quali conseguenze possano avere. Devono imparare a vivere, devono imparare che ogni gesto che noi compiamo ha delle conseguenze. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili. Spero che possano aiutare persone che sono in difficoltà, io per fortuna non lo sono, con momenti di volontariato. Resta così l'amarezza di ragazzi che non hanno ancora imparato a vivere questo mondo. Per me, tutto sommato, è andata bene. Rimaniamo in Laguna per un video che è diventato virale e che sta indignando non poco. Non sta che mette mano addosso, non sta che mette detto.
Come era già accaduto altre volte, alla fine è l'esasperazione che prende il sopravvento agli imbarcaderi. Ma questa volta qualcuno ha filmato la scena e a Venezia il video ha prima iniziato a circolare da cellulare a cellulare e poi è finito sui social. Siamo alla fermata Serenella di Murano. Il vaporetto è stracolmo e il marinaio chiude gli ingressi. Se ne riparla alla prossima corsa. Un viaggiatore rimasto fuori però sale sul tetto del motoscafo, deciso a raggiungere così la propria destinazione. Viene corsa. Il personale ACTV si ferma. Viaggiare con un uomo sul tetto non è previsto dal codice di navigazione. Le proteste degli altri passeggeri e la minaccia di chiamare i carabinieri non sortiscono effetti finché non è un altro viaggiatore a intervenire. Non sta che mette mano addosso. In alcuni casi a Venezia non c'è alternativa all'uso del mezzo pubblico, al lento incedere dei battelli, e viaggiare stipati come sardine a 9,50 € se si è senza i mob non è l'ideale, ma è soprattutto se a Venezia si vive e lavora e si perdono corse perché i mezzi sono pieni che la situazione diventa pesante, se non incandescente nei casi più estremi. Jonathan Montanariello è consigliere regionale del Partito Democratico, ma anche dipendente ACTV con un passato da sindacalista nella Filt CGIL. Quando c'è il carnevale l'amministrazione non può pensare che Venezia sia un grande Luna Park dove basta fare eventi e attrarre la gente. Bisogna anche lavorare sui servizi, perché se dopo tu pensi a far diventare Venezia un grande parco divertimento, i lavoratori e l'utenza si trovano in queste situazioni. È un padre di famiglia che esce la mattina di casa per lavorare, magari anche costretto ad andarsi a prendere un avvocato per giustificare cosa è successo senza che lui lo volesse. Lieto fine a Milano per una vicenda durata soltanto pochi giorni, la scomparsa di Virginia Maria Clara von Fürstenberg, che avrebbe già fatto rientro a casa, lo si è appreso da fonti vicine alla famiglia. In merito alla notizia della presunta scomparsa di Virginia von Fürstenberg, apparsa oggi su alcuni organi di stampa, la famiglia fa presente che la signora ha già fatto rientro nella sua abitazione domenica scorsa. Secondo alcuni media era stata presentata denuncia ai carabinieri sabato scorso a Marghera dal padre, facendo attivare le ricerche a Milano, dove Virginia, 48 anni, risiede. Questa la precisazione di oggi, appunto, fonti vicine alla famiglia von Fürstenberg. Parliamo adesso del futuro dei musei civici veneziani, perché ci sono delle importanti novità. Negli ultimi 5 anni i musei civici di Venezia sono stati visitati da oltre 13 milioni di persone e possono contare su risorse proprie che coprono il 96% del fabbisogno economico. Ora un ulteriore passo in avanti, forti interventi strutturali per renderli ancora più funzionali, accoglienti e vicini ai cittadini. Abbiamo stravolto completamente la funzione di una fondazione che si doveva occupare soltanto di musei, diciamo abbastanza ammuffiti, ma l'idea è che il museo diventi parte attiva, no, nella formazione della cultura della città. Ma questa non è un'idea del sindaco, è il mandato che mi hanno dato i cittadini 7 anni fa. Cioè, noi siamo per la partecipazione delle persone. La mostra di Kandinsky ha raggiunto al Centro Candiani le 28.000 presenze, con giovani, scolaresche e persone di tutte le età. Una vera partecipazione popolare, per questo vale la pena rispolverare tante opere. La grande forza sta anche nell'aver compreso che dobbiamo aprire i nostri depositi d'arte e condividerli con il territorio. Questo è un altro passaggio estremamente importante. E poi lo sforzo della Fondazione Muve, che gestisce i musei veneziani, che oltre allo staff di conservatori, curatori e professionisti può contare su circa 500 persone che ogni giorno assistono i visitatori che arrivano da tutto il mondo. Per poter gestire i flussi turistici è necessario in qualche modo far sì che la cultura veicoli i visitatori non solo nei classici 3 posti, Rialto, Basilica di San Marco, piuttosto che Palazzo Ducale. Tra gli interventi strutturali, il nuovo allestimento del piano terra di Carezzonico, l'ampliamento del Museo del Vetro a Murano, il volto nuovo del Centro Candiani a Mestre. C'è il rilancio della cultura, dei musei civici, ma c'è anche il rilancio del turismo. Ci sono novità anche per lo storico Hotel de Ben.
L'annuncio è stato fatto a Milano nel corso della BIT 2023, la fiera internazionale del viaggio. La celebre spiaggia del Grand Hotel de Ben, lo storico albergo del Lido di Venezia, che fu testimone dell'ascesa dell'alta borghesia del Novecento, rivivrà con una gestione veneziana ad hoc, mostrando un profondo legame della proprietà con il territorio. Oggi è stata anche l'occasione di un annuncio importante, ovvero il rilancio della spiaggia del de Ben, uno storico stabilimento balneare inaugurato addirittura nel 1900, quella che potremmo definire la culla della balneazione attrezzata veneziana, veneta e anche italiana. Per il settore alberghiero veneziano è stato un periodo difficile negli anni travagliati della pandemia e del post-Covid, caratterizzato dalle incertezze per gli aumenti dei costi energetici e dagli scenari bellici, un rilancio che è anche simbolico di qualcosa di più. E non solo per la struttura in sé, ma anche per il rilancio totale del Lido di Venezia, un lido importante, fondamentale, che ha vissuto momenti gloriosi ma anche anni di difficoltà. Grazie a questi investimenti non solo rivedremo ripartire questo stabilimento, ma credo sia un fiore all'occhiello per Venezia e per l'intera regione. Anche l'amministrazione di Venezia, già coinvolta, promette appoggio al piano di rinascita della spiaggia del de Ben e di tutto il Lido con il lancio della stagione balneare 2023 delle spiagge venete. Lavori in addirittura d'arrivo per il polo nautico di San Giuliano, l'inaugurazione in calendario per la prossima primavera. Credo abbiamo vinto una scommessa di un lavoro importante, frutto di una sinergia fra quella che è stata l'amministrazione comunale, le associazioni presenti e che ci ha permesso di realizzare questo importante impianto. Un progetto che sfiora gli 8 milioni di euro, quello che riguarda il riordino del polo nautico di San Giuliano e le sue opere complementari. Nello specifico l'intervento, nelle sue diverse fasi, ha visto il recupero e la valorizzazione di alcuni immobili di pregio e la realizzazione di nuove strutture su 2 livelli che ospiteranno palestre per attività legate alla voga, nuovi spogliatoi e un punto di ristoro. Permetterà di mettere insieme attività sportive, giovani, famiglie e quindi diventa anche un punto di incontro tra quella che è la terraferma e quella che è la laguna. Mancano solo i lavori di finitura e l'inaugurazione è prevista per la primavera prossima. Un'opera importante, una sfida vinta grazie all'impegno dell'amministrazione e al lavoro in sinergia con tutte le associazioni che sono state coinvolte. È importante anche che sia collegato con il Parco di San Giuliano in un waterfront lagunare che è sicuramente importante per la nostra città. Ritorniamo a parlare, come dicevamo, di Carnevale. Non c'è Carnevale di Venezia senza le Marie. Non sapevo se lo stavo immaginando oppure se l'avevano detto veramente. E poi ho realizzato che era vero, però non ci credo ancora. C'è qualcuno a cui dedichi questa vittoria? I miei nonni che non ci sono più e che vorrei che fossero qui con me per festeggiare. Il Carnevale di Venezia 2023 arriva al gran finale con il momento più emozionante. Beatrice Raffael, 23 anni, veneziana di Castello, amante della letteratura americana, del balletto e della sartoria, è stata proclamata Maria dell'anno 2023 ieri notte al Gran Garà nelle sale apolline del Teatro La Fenice. Oggi pomeriggio passerella in Canal Grande e arrivo in Piazza San Marco indossando uno splendido vestito dell'atelier Pietro Longhi. Il mio sogno è quello di fare la stilista, per cui mi auguro che accada. Io sto studiando lingue, sto facendo la magistrale di lingue e letterature europee e americane postcoloniali a Ca' Foscari e sto studiando anche sartoria. Lavinia Malerba, 19 anni del Lido, invece è la Maria dei Lettori 2023. Super felice, abbastanza stanca, abbiamo fatto diverse attività, ma ne è valsa la pena assolutamente, un sogno da avere principesse come l'abito che abbiamo indossato in questi giorni, che indosseremo anche domani e per tutto quest'anno. Il carnevale arriva così alle battute finali. Un carnevale che ha avuto il battesimo del fuoco con appunto il carnevale diffuso. Sono molto contento di come sta andando. Io ho potuto girare la città e ho potuto vedere i bambini divertirsi sia a Mestre che a Venezia. Per come la vedo io è un carnevale riuscito.
Ritorniamo al Lido di Venezia per parlare di sport e inclusione. È finalmente tornata al Lido di Venezia, all'ospedale IRCS San Camillo degli Erberoni, la barca a vela accessibile che da primavera consentirà di uscire in mare anche alle persone in carrozzina o a mobilità ridotta. Anima e cuore del progetto l'incredibile battagliero Giovanni Galiffi, originario di Conegliano, ma paziente ed amico dell'ospedale lidense. Il progetto è ripartito con la firma di una nuova convenzione che coinvolge appunto l'ospedale San Camillo e la sezione di Venezia della Lega Navale Italiana. Tra i sostenitori anche l'AISM provinciale di Venezia. Adesso ripartiamo, sono molto felice perché è fondamentale per i pazienti, per la riabilitazione e siamo un bel gruppo, la Lega Navale ci supporta alla grande. L'attività viene fatta con i pazienti del San Camillo in regime di ricovero e dopo per chi vuole da fuori svolgere questa attività può telefonare alla Lega Navale e organizzarsi con i volontari. Il San Camillo guarda tutto lo sport paralimpico. Finalmente possiamo ripartire con delle attività di questo genere, che sono attività molto vicine all'attività riabilitativa ovviamente. E quindi il mare, il lido e la vela direi che sono delle cose fondamentali e estremamente importanti per questi posti, anche perché qui in questo magnifico parco abbiamo la possibilità sia di fare di un campo da tennis e quindi può essere utilizzato secondo molte altre attività e le bocce ad esempio. L'AISM è vicina a tutte le fragilità del territorio e quindi è presente in questa attività a fianco del San Camillo, della Lega Navale, perché è fondamentale fare rete. A Venezia è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Tempo ancora stabile, anche se il lungo dominio dell'anticiclone potrebbe terminare giovedì con l'arrivo della pioggia. Il dettaglio intanto di mercoledì 22 febbraio. Sul Veneto il sole non sarà presente, cielo infatti in prevalenza nuvoloso e coperto con nubi basse, foschie e nebbie anche fitte. Non si esclude la possibilità di qualche sporadica e debole precipitazione già nella notte tra mercoledì e giovedì. Temperature ancora stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 7 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo frequenti riduzioni della visibilità sulle zone di pianura, altrove cielo per lo più nuvoloso. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo molte nubi sui settori meridionali della regione. Sarà maggiormente soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno a 2-4 gradi, massime sui 10-13 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.